adesso ce ne andiamo a Statte, perché parliamo non solo di Tari, ma parliamo anche di ambiente, perché a Statte è l'unico comune della provincia di Taranto che per il 2026 ha annunciato un taglio importante sulla Tari, la tassa sui rifiuti, e noi ne parliamo direttamente con il primo cittadino che è collegato con noi, il sindaco di Statte Fabio Spada. Benvenuto sindaco e grazie per essere con noi. Sì, grazie a voi, buongiorno a tutti. Sindaco, la vostra manovra sulla Tari vede sconti fino al 16% per le imprese e 10% per le famiglie. La novità forte è l'impiego delle possiamo chiamare le royalties dell'ex Ilva per abbassare la tassa. Come siete riusciti a sbloccare queste risorse e rendere un beneficio economico per tutta la cittadinanza? Sì, ha detto bene lei, abbiamo potuto utilizzare le compensazioni ambientali che ci vengono date dalle Acciaierie d'Italia. Ebbene, in passato non potevano essere utilizzate queste compensazioni per abbattere la Tari. Poi grazie al nostro intervento siamo riusciti ad inserire anche questa voce e quindi da quest'anno è possibile utilizzare una parte delle stesse per abbattere direttamente la Tari e quindi un beneficio diretto per tutti i miei concittadini. Guardate, siamo riusciti ad abbattere la Tari per il 10% per quanto riguarda le utenze domestiche e il 16% per quelle non domestiche, ovvero per le attività commerciali, professionali e quant'altro. Un grande risultato per Statte. Soprattutto perché i costi della raccolta sono aumentati, lo sappiamo bene, a Taranto c'è un aumento non indifferente, quindi è una buona notizia per i cittadini di Statte questa. Sì, assolutamente sì, però ecco, c'è da dire anche un'altra cosa, che per circa 2 punti percentuali è stato possibile abbattere la Tari grazie alla lotta all'evasione. Sì. Ecco, questo è un altro fattore importante. Ora non ci resta che invogliare tutti quanti a fare la raccolta differenziata per bene. Guardate, io lancio questo appello che è indirizzato ai miei concittadini, ma poi in generale a tutti quanti. Se si fa più differenziata si risparmia. E questa è la direzione che dobbiamo prendere tutti quanti noi cittadini di qualsiasi comune. Dobbiamo fare più differenziata perché i costi di gestione aumentano ogni anno, aumenta sempre tutto di più e l'unico modo per abbattere la Tari è proprio quello della raccolta differenziale e cercare di conferire sempre meno possibile in discarica. Che percentuale ha Statte di raccolta differenziata? Siamo intorno al 54-55%. Che comunque è una buona percentuale. No. Per quanto mi riguarda no, perché dobbiamo incrementarla ed anche sensibilmente, insomma. Sindaco, è la da vincere, mi dica. c'è anche un'altra buona notizia che è arrivata tramite il responsabile unico del CIS, Dario Iaia, sempre restando su Statte. Il CIS ha autorizzato il trasferimento dei fondi per la progettazione della bonifica e messa in sicurezza della gravina Leocaspide. Sono più o meno 300.000 euro che si aggiungono a quegli investimenti, quei fondi che c'erano stati invece sulla parte nord, se non erro, della gravina sempre. Assolutamente sì, siamo stati, abbiamo ricevuto un finanziamento di 7 milioni e 2 e appunto una parte di questi sono per il parco delle gravine. È un grande risultato per Statte, sicuramente i miei complimenti vanno fatti ai miei, alla mia amministrazione, ma a tutti quanti in generale e anche al responsabile unico del procedimento del CIS, ovvero all'onorevole Dario Iaia, che davvero ha preso a cuore, ma non la situazione di Statte, la situazione di tutti i comuni che fanno parte del CIS e quindi ha sbloccato risorse che erano davvero ferme lì da un po' di tempo. Insomma, fra un po' vedremo Statte cambiare volto. Possiamo dirla così? Speriamo, assolutamente, e di questo ne sono felicissimo, sono fiero insieme alla mia squadra, ma insieme a tutti i miei concittadini, siamo davvero orgogliosi di questi successi che a breve insomma potremo raggiungere. E allora, grazie per averci raccontato tutte queste novità. Io ringrazio il sindaco di Statte, Fabio Spada. Buon lavoro, sindaco. Grazie a lei, buon lavoro a tutti quanti voi, grazie.